La campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale di Nuoro sta entrando nel vivo e 6 candidati sindaci stanno presentando i programmi alla città. Non mancano però le polemiche e le accuse, come quella formulata dal coordinamento provinciale del Rossomori, che sostiene la candidatura di Alessandro Bianchi a sindaco di Nuoro, che lancia pesanti rilievi sulla redazione del programma da parte di Andrea Soddu, candidato sindaco per un raggruppamento di 6 liste. In particolare, secondo il Rossomori, alcune parti del programma Salute ed integrazione sociosanitaria conterrebbero parti prese dal progetto Salute in Comune dell'ASL di Brescia. Altro punto critico, secondo il Rossomori, riguarda la parte del programma relativa ai rifiuti. Pronta la replica della coalizione che sostiene Andrea Soddu sindaco, che in una nota dichiara che le piccole parti di programma contestate dagli avversari, che riguardano alcuni passaggi fedelmente riportati da protocolli del governo di altre realtà virtuose, sono state consapevolmente inserite in quanto si ritiene che siano modelli riportabili alla nostra realtà allo scopo di elevare Nuoro alle eccellenze italiane ed europee. Rimaniamo in attesa, prosegue la nota, di capire quale parte invece del programma della loro coalizione li abbia convinti, a differenza del 2010, a sostenere in questa tornata elettorale Alessandro Bianchi. Stamattina Pierluigi Saiu, candidato sindaco per le liste Uniti per Nuoro e Nuoro Prima, ha presentato la prima delibera che approverà in caso di elezione, che prevede che l'indennità di carica del sindaco, della giunta e dei consiglieri venga azzerata fino a quando non sarà attuata la riduzione delle aliquote relative all'IMU, alla TASI, all'addizionale IRPEF, alla TARI, alla TOSAP e all'ICP. Il Movimento 5 Stelle di Nuoro invece invita i cittadini alla festa in programma sabato, La città che vorrei. L'evento si svolgerà in piazza Vittorio Emanuele a partire dalle 16:30. Alle 18 ci sarà Davori Rifaldi col suo spettacolare Bike Rifo Show. La parte più strettamente politica vedrà l'intervento di Torelai, candidato sindaco di Nuoro per il Movimento 5 Stelle, e dei candidati consiglieri. Parteciperà all'evento anche il portavoce alla Camera dei Deputati Nicola Bianchi e i consiglieri del Movimento 5 Stelle del Comune di Sassari Sofia Fiorillo, Maurilio Murru e Desiree Manca. L'happening politico verrà chiuso dal concerto dei gruppi nuoresi DPR e Betes Marco.